Prova, 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 prova. Prova, 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 prova. E quale tutto quanto stua? Non va? No, le stua. Prova, prova, prova. Prima andava? Prima, cioè, no, prima durante le prove andava. Dov'è il signore quello... Grosso. Sì, leggermente in sovrappeso. Non vorrei sembrare... Andrea, mi chiami tu il fratello di Michele? Ciao Michele, tuo fratello è qui in zona? Per l'audio, non sente l'audio. Fino adesso andava. Perfetto. In console, ok. Avremo tempo di andare in bagno. Finita la premiazione? Quindi la premiazione è tutta di continuo, non ci sono momenti in cui poi si fermano, è tutta continuata, quindi non dura 2 ore. 2 ore e mezza? Ma ci sono pochi premi? Ma sarà lunga. Perché poi parla. Te l'assicuro sarà lunga. Io cercherò di farla durare il meno possibile. Sì, vi consiglio di andare adesso. Andiamo adesso in bagno, ci consigli. Considerate 5-10 minuti. Sì, è l'unico. Sono qua, cosa serve? No, non va sto microfono qua. Allora devi premere qua. Ma è già bene. Questo va, però là non ci sente. Allora. Vado qui. La musica non c'è più. Però deve andare nel sa. Un attimo a chiamare l'altro, non so chi...
ancora un minuto, quindi cortesemente venite avanti. Vedo ancora delle panche con dei posti a sedere lasciati liberi. Ancora un minutino, dopo iniziamo. Quindi per l'ultima volta vi invito a prendere posto se ancora non l'avete preso. Adesso io inizierei. Buon, perfetto. Bene, gentile pubblico, buonasera. Buonasera. Io sono Michele Vorini e questa sera ho la responsabilità, ma anche, lo confesso, il piacere, perché sono contentissimo di essere qui, di presentare questa serata, il galà del calcio dilettantistico. Molti lo chiamano appunto calcio dilettanti, calcio dilettantistico, altri calcio locale. Io preferisco, ma vi spiego anche il perché, chiamarlo calcio di provincia, perché in un certo senso racchiude un po' quello spirito, quella voglia di dire al mondo che sì, probabilmente non tutti ci conoscono, non tutti vengono a vedere le nostre partite, non finiamo sicuramente nelle grandi reti televisive o radio, però esistiamo. Siamo provincia, siamo il calcio di provincia e sui nostri campi, che piaccia o meno, crescono, nascono e speriamo anche finiscano il più tardi possibile, le carriere e le vite di tanti giovani e di tanti adulti, di tantissimi ragazzi che calpestando quelle zolle alle volte un po' malconce, inseguono dei sogni, che certamente alle volte si spezzano troppo presto, altre non vengono compiuti e, ecco, come posso dire, realizzati nel migliore dei modi, però sono sogni. Allora, questa sera, e sono qui perché mi ha chiamato una persona che del calcio, della passione per il calcio, ha fatto davvero una componente importante della propria vita, questa sera io sono qui in virtù appunto di presentatore, ma anche in un certo senso di delegato di una realtà molto bella e positiva che si occupa di cronaca sportiva, che è il gruppo Facebook Tutto il Calcio San Donà Portogruaro Treviso. Una realtà, e vi ringrazio per l'applauso, io lo indirizzo alla persona che sto per chiamare qui alla mia sinistra. Probabilmente nessuno mi conosce, ma come è naturale e comprensibile che sia, più probabile invece conosciate un'altra persona. Ho il piacere di chiamare qui alla mia sinistra Alessio Garbin. Grazie e vi chiedo un applauso. Parla qua. Semplicemente grazie di essere qui presenti.
una scommessa iniziata un mese e mezzo fa. Ci siamo trovati qua a Caorle, ho parlato con Michele, possiamo farlo, sì, possiamo farlo. Sono bastate 50 telefonate e 50 società di terza, seconda e prima, che io ringrazio, hanno detto sì. Sono veramente emozionato, perché era una scommessa, non sapevamo se era vincente o no. Beh, se vi girate è sicuramente vincente. Grazie, grazie a tutti. Io prima di iniziare ti chiedo Alessio se puoi ringraziare tutti i nostri collaboratori, nonché anche gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa. Allora, sono veramente tanti, a tutti quanti è stato chiesto un piccolo aiuto, un piccolo contributo, perché queste serate sappiamo benissimo che non nascono da niente, e anche in questo caso le società, gli sponsor, gli amici hanno collaborato. Che dire, è di fronte agli occhi di tutti quanti il nostro risultato di questa sera. Vedere tantissima gente, soprattutto appassionati di calcio, del calcio che piace a noi, del calcio dilettantistico. Questa è secondo me la vera forza che noi abbiamo ancora, la passione di andare dal lunedì al venerdì al campo ad allenarci, a prescindere dal lavoro, a prescindere dalla professione, a prescindere dalla categoria, e poi sabato e domenica confrontarsi con gli avversari, e a fine partita si va al bar, si va al chiosco e si diventa amici più di prima. Io vi chiederei gentilmente appunto un applauso per Alessio. Alessio è il responsabile, lo ripeto, del gruppo Facebook Tutto il Calcio, nel mentre qui succedono cose, Tutto il Calcio San Donà Portogruaro Treviso. Vi invito a seguirlo su Facebook e probabilmente molti di voi già lo faranno, a far girare la voce, perché è molto importante, è un gruppo che è sempre in costante crescita. Ma non ci accontentiamo. Assolutamente no, perché vorrei ricordare un'altra piccola esclusiva che noi abbiamo. Questa sera chi non è presente qua alla serata del galà, tranquillamente dal salotto di casa, tramite il nostro collaboratore amico Roberto Lena, che cura per Arizona TV un canale YouTube, si guarda tranquillamente tutta la serata da casa propria, e penso che sia veramente un grande sforzo, non da poco, per questa nostra piccola realtà. Grazie mille Roberto. Bene, io prima di iniziare è doveroso che insomma conceda un po' di spazio per i saluti, quelli che vengono chiamati i saluti istituzionali, no? E allora chiamerei qui il titolare del chiosco che ci ospita, che ha reso possibile, collaborando con noi, tutto questo, il titolare del locale chiosco La Vela Beach Life, Michele Carraro. Un applauso. L'assessore allo sport del comune di Caorle, Mattia Munerotto. E il presidente della fondazione Caorle Città dello Sport, Renato Finotto. Io lascio loro per qualche istante, purtroppo abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo e la serata insomma ha le sue ore, ha i suoi tempi, quindi non potremo soffermarci più di tanto, ma è giusto che io lasci a voi per qualche secondo appunto il microfono per presentarvi, insomma raccontarvi. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, sono onorato di ospitarvi qui a Caorle, alla Vela Beach Life, per questa serata del Galà del Calcio. Da ex calciatore mi ha fatto molto piacere rivedere molte persone con le quali ho condiviso dei bellissimi momenti durante la mia carriera calcistica. Faccio i miei complimenti a tutte le squadre che quest'anno hanno vinto il campionato e Michele, c'è un presente per Michele. Per Michele c'è un presente. Per Michele chi? Il responsabile del locale. Dello sport Mattia Munerotto, e grazie a tutti, vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, sarò telegrafico, nella tale da lasciare spazio poi chi è il protagonista di questa serata, che sono le squadre con i propri giocatori e i propri dirigenti. Io ringrazio Alessio Garbin, tutto il campo per aver scelto Caorle come location, ringrazio tutto il calcio, scusi, sono
Portogallo e Treviso. Ringrazio la famiglia Carraro per aver dato la disponibilità per la location e vi porto il saluto dell'amministrazione comunale per un'importante iniziativa come questa, che dà spazio a quello che è il calcio dilettantistico, come si diceva prima, è lo sport di base su cui tutti poi si formano e creano amicizia anche come diceva prima anche Michele, anch'io ho trovato tantissimi ex giocatori o amici che ho conosciuto grazie al calcio. Quindi buonasera a tutti, ringrazio anche la FCC della presenza, con il presidente della Rusa e i delegati di San Donà e gli auguro una buona serata. Allora, siamo telegrafici è chiaro, quindi anche da parte mia un ringraziamento, tanto buonasera e benvenuti a tutti. Un ringraziamento a Michele e a Manuel per la splendida location, perché effettivamente non è da tutti avere una location del genere, quindi grazie davvero. Un grazie enorme va ad Alessio, ti ringrazio per l'invito e soprattutto per tutto quello che fai, per tutta questa gente, perché abbiamo cominciato la serata parlando di che tipo di calcio è. Io aggiungerei il calcio vero, un calcio che non si limita solo alla parte sportiva, ma entra nel tessuto sociale di tutte le realtà, di tutti i paesi, piccoli o grandi che siano. Quindi un calcio che entra proprio nel calcio della gente, mi piace vederlo così. Quindi il terzo grazie va a tutti voi che rubate tempo alle famiglie, al vostro lavoro, per dare lo spazio a questi ragazzi per poter giocare a calcio, per poter stare insieme. L'ultimo e concludo, un grazie a tutti i nostri ragazzi che giocano e un piccolo consiglio: non portatevi a casa solo il risultato, la vittoria, il pareggio, ma portatevi a casa questo, le amicizie, i rapporti, il gruppo che state creando e che porterete avanti nel tempo. Quindi in bocca al lupo per la stagione e per tutto il resto della vita e buona serata a tutti. Prima di salutarvi, fermi, perché noi avremo anche un pensierino, insomma, per ringraziarti dell'ospitalità. Ecco la nostra valletta, prego. Grazie. Abbiamo pensato di fare questo pensiero perché, guardate, davvero non è una cosa da poco che ci siano queste connessioni tra, appunto, realtà sportive, gruppi e comunità che girano attorno al calcio e anche le attività imprenditoriali, locali, che sono insomma fondamentali in questo senso. Quindi direi di fare un grande applauso a Michele e a tutta la famiglia Carraro. E direi che possiamo iniziare. Io purtroppo sono costretto a farvi scendere e salutarvi, ma grazie ancora. Bene, vi chiedo anticipatamente perdono se sarò frettoloso, non è per vizio, ma è in un certo senso quasi per imposizione. Non vorrei farvi restare qua ancora a lungo. Detto questo, però, cercheremo di dare il dovuto spazio a tutti e faremo in modo che a tutti venga riconosciuta la giusta importanza. Iniziamo prendendoci però un po' di tempo e ritagliandoci uno spazio per ricordare una persona che ci ha salutato, che è salito insomma al cielo, che non è più qui tra noi, una persona che il 13 marzo 2025 ci ha salutato. Questa persona si chiama Walter Moras, un amico di tutti, prima di ogni altra cosa, un appassionato sincero e genuino del calcio dilettantistico e di tutto lo sport di provincia. Un uomo che ha incarnato quei sani valori che vedevano nello sport qualcosa di più di un semplice gioco. Una persona così stimata che anche io, pur non avendo mai avuto il piacere di conoscerlo di persona, ho davvero, credetemi, sono sincero, percepito quel grande dolore che ha attraversato i cuori di tutti quel giorno. E non sto scherzando, ho percepito che Walter era davvero un punto di riferimento per tutta la comunità sportiva delle nostre zone, del nostro territorio. Chiederei ad Alessio di salire qui, di mettersi alla mia sinistra, e chiamerei sul palco anche Alida Moras, la moglie di Walter, e Elia Verardo, un amico di Walter e presidente della Polisportiva Tamai di Bruniera Pordenone. Io non li vedo, sono qui. Piano piano arrivano.
ti cedo il microfono e tu prendi Matteo Gatto. No, tu prendi Matteo Gatto. Grazie a lei. Bravi per aver ricordato. Io lascio il microfono ad Alessio che insomma l'ha conosciuto, io purtroppo come ha detto non ho avuto il piacere di conoscerlo, perché abbiamo anche una persona da premiare, perché abbiamo voluto intitolare un memorial, un premio a Walter, così che insomma il suo ricordo possa veramente durare nel tempo. Noi faremo di tutto affinché questo avvenga. Allora, niente, Aspetta. è emozionante parlare di Walter. E con Walter sono cresciuto io. È dura oggi. Quindi, scusate l'emozione, ma ci tenevo tanto a questo premio. E poi Walter era che burbero Walter. Lui alla domenica commentava la partita e poi alla domenica sera veniva a casa mia e mi diceva: Alessio, dobbiamo far di più. La settimana dopo facevamo di più. E lui lunedì veniva a casa mia e mi diceva: Alessio, dobbiamo fare di più. Ecco, penso che questa sera abbiamo fatto di più. Come diceva prima, c'è un premio particolare, speciale, lo vogliamo dedicare a Walter Moras, e il nostro vincitore, il nostro prescelto è Matteo Gatto, un applauso. Sì, un attimo Roberto. No, un attimo, se me li hai. Io ti cedo il microfono se vuoi fare due parole. Sarò veloce. Sarò velocissimo, ci tengo a ringraziare Alessio per l'opportunità che mi ha dato in questi anni per cimentare in quella che è e resta una passione. Vai, tranquillo. No, in tutti e due. Quello che mi porterò a casa e che per sempre mi resterà di questa esperienza, a prescindere da quanto ancora durerà, sono i legami che ho creato e tutte le persone che condividono con me questa passione, e la passione del calcio dilettantistico, del calcio giocato, il calcio vero, genuino, lontano da questioni non sportive, lontano da questioni economiche, questioni personali, e spero di avere ancora l'opportunità di raccontare il calcio che piace a tutti noi, no? Sicuramente, sicuramente. Passo ora la parola ad Elia. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Anche per me è difficile parlare di un amico come Walter. Sono emozionato questa sera, ma questa sera è il palcoscenico giusto perché voi siete qui e incarnate proprio quello che erano gli ideali di Walter. Voi siete il suo mondo, i dilettanti che lui amava tanto. Io ho speso non lo so quante ore a parlare con Walter di queste cose e mi diceva sempre, qua anche il presidente regionale, l'amico Rusa, mi diceva sempre: tu che vai spesso a Roma, no? Devi impegnarti, devi battere i pugni perché bisogna fare di più per questi dilettanti. Noi siamo la vera linfa per i professionisti. Aveva ragione, ma forse tu, Presidente, puoi fare tante cose, io non posso fare più di quello, no? Walter, ci siamo frequentati moltissimo, prima come fornitore delle strutture, perciò per lavoro, poi per il calcio, perché quando eravamo in Serie D lui seguiva tutte le nostre partite, perciò ricordo tutte le interviste memorabili che faceva, ma sempre intelligenti e mirate, questo lo devo dire. E poi devo dire grazie agli amici, a Alessio e a tutti i collaboratori suoi che hanno organizzato questo evento che è molto importante, ma soprattutto per aver dedicato a Walter questo torneo che voi andrete a fare. Perché? Perché è l'unica maniera per ricordare una persona buona come Walter, una persona onesta, una persona sempre disponibile con tutti.
no? E poi ha dato molto per il sociale, ha dato molto per tutti noi, per tutto il nostro mondo, per il mondo dei dilettanti. Bene, non possiamo, penso che manifestazioni come queste siano molto importanti perché il suo ricordo rimanga sempre di più in noi, nelle persone che l'hanno conosciuto. Io devo dire grazie Walter perché mi sei stato amico per tanti anni. Grazie. Grazie mille Elia, grazie. Grazie. Ciao, ci vediamo. Grazie mille, grazie. Grazie signora, grazie. Bene. No, dammi quella. Bene, era doveroso. Direi ora che possiamo dare avvio alla serata con i riconoscimenti dei risultati stagionali. Io adesso chiamerò per ciascuna categoria, partiamo dalla terza, quindi già si preparino i vari referenti, uno per squadra, insomma, il palco non è enorme, lo vedete anche voi. Chiamerò sul palco appunto i rappresentanti delle squadre della terza categoria che hanno partecipato al campionato girone unico di San Donà. Li chiamerò in ordine di classifica crescente e alla fine assegneremo il premio al capocannoniere del campionato. Probabilmente già sapete chi è, ma insomma che è giusto che venga riconosciuto questo sforzo. Dunque, direi che posso chiamare per prima la Giussaghese Young, direi di fare anche un applauso a ogni squadra, il San Giuseppe San Donà, la Virtus Summaga, il Real Sindacale, il Torre di Mosto, il Calcio Lido di Jesolo, lo Zerman, l'Evolution Team, il Silea Impresa Calcio, il Calcio La Ronca, il Pramaggiore vincitore dei playoff, il San Giorgese vincitore del trofeo Veneto Orientale Memorial Elio Gaggiato e il Basso Piave vincitore del campionato. Prego salite così ci facciamo una foto tutti quanti assieme e chiamo anche per la premiazione il capocannoniere Riccardo Mardegan del Basso Piave. Prego, prego, venite pure qui, stringetevi. Sono l'unico vestito bene io. Dov'è il capocannoniere? Ancora per poco. Dov'è? Eccolo qui il capocannoniere, benissimo. Allora, io direi che possiamo farci la foto con il premio per il capocannoniere, per Riccardo Mardegan. Ok. E i premi e gli altri premi, insomma, gli altri riconoscimenti, che sono Pramaggiore per la vittoria dei playoff, il San Giorgese appunto per la vittoria nel trofeo Veneto Orientale Memorial Elio Gaggiato, il Calcio La Ronca, che sento chiamare dalle mie spalle, il Torre di Mosto, l'Evolution Team, il Silea, San Giuseppe, Giussaghese Young, Giussaghese, Sindacale, San Giuseppe, eccolo qui. Ma è il 19 marzo però. Glielo dovete dare il 19 marzo San Giuseppe. Virtus Summaga. Il primo maggio. Lido di Jesolo non c'è. Ci siamo Alessio, perfetto. Allora vieni qui. Poi ci facciamo una foto tutti quanti assieme. Mi raccomando, sorridenti, niente facce serie. Scusatemi, io ho capito che io non c'entro niente con lo Dov'è lo Zerbo? Io sto qua, forse perché ho questo non posso avere la targa? Mi tolgo la maglia e mi prendo la targa? Vai. Bene. Ah, ok, Lido di Jesolo, ok, stai qui con noi. Bene. Fatta la foto? Bene.
Un applauso, possiamo scendere? Io faccio così, mi porto la mia targa dietro. Sembra il passo piano che ha vinto, paga la targa. Sì, passo chiaro. Ok. Chiamiamo il Basso Piave per la vittoria del campionato. Dov'è? Ah, perché volevi prendere te tutti e due i premi? Ah, ok. Bene. Perfetto. Quanti gol hai fatto? Tu lo saprai, vero? 16. 16. Beh, mica cosa da poco. Bene, complimenti davvero ragazzi, complimenti. Sì, perdonateci se c'è qualche intoppo, se c'è qualche rallentamento, insomma è una cosa che nasce tutta quanta spontanea, quindi non siamo dipendenti né di Mediaset né della Rai, ci perdonerete. Allora, passerei e invito intanto i referenti delle squadre di seconda categoria a prepararsi, così acceleriamo i tempi. Chiamerei ora sul palco un arbitro con 40 anni di carriera nella sezione AIA di Conegliano, riconosciuto stella al merito sportivo del CONI, un arbitro che ha diretto oltre 1000 gare ufficiali, tra cui 107 in Serie A, 96 in Serie B, 115 in Serie C, oltre a numerosi incontri internazionali. Da 22 anni ricopre ruoli dirigenziali, di cui 4 come presidente di sezione. Dal 2009 è fiduciario CONI per l'Opirtegino. Sto parlando del signor Roberto Carrer, che invito a salire sul palco. Buonasera. Buonasera. E lo abbiamo chiamato non solo perché insomma avere una personalità del genere con così tanta esperienza è sicuramente bello e positivo, ma perché vorremmo premiare anche coloro che forse concretamente rendono possibile tutto questo e cercano di attenuare qualche contrasto, a emettere qualche giudizio, per permetterci insomma di giocare in modo tranquillo e sereno, cosa che spesso non avviene, più delle volte non avviene, ma questo è il bello, perché c'è intensità in campo. Vorremmo premiare insomma i migliori arbitri, migliori non per, come posso dire, valutazione, ma perché in un certo senso si sono distinti, delle sezioni AIA di San Donà, Portogruaro e Treviso. Sono ragazzi giovani che oltre insomma a divertirsi si mettono a disposizione per il divertimento di tutti in lodevole spirito di servizio, e chiamo allora Marco Corsini della sezione AIA di San Donà, un applauso, Davide D'Ambrosio della sezione AIA di Portogruaro e Pietro Zanette della sezione AIA di Treviso. Chi è questo? Marco Corsini? Qua, eccomi qua. Ah, sei Marco allora. Cosa fai? Seconda categoria? Seconda. Sei andato su? Non posto al calcio. Ah beh, vai. Ecco, tu stai sempre in seconda categoria. Venite qua vicini. Io prima della foto, Roberto, ti chiedo, vuoi dire due parole di incoraggiamento, un augurio a questi ragazzi? Allora, intanto, sperando che non si guasti il tempo, grazie a tutti e buonasera. Io mi auguro che da domenica prossima, o meglio dalla prima del campionato, visto che adesso andate tutti in ferie, chi svolge il nostro ruolo venga apprezzato. Sbagliamo tantissimo, ma l'arbitro più bravo è quello che quando finisce la partita nessuno si accorge che c'era, perché vuol dire che è stato credibile. Poi ci sono quelli più bravi, ci sono i poggi della situazione che arrivano da giocatori in Serie A, e ci sono quelle pippe che ovviamente si limitano alla seconda e alla terza categoria. Fate comunque un apprezzamento a chi investe il proprio tempo per fare in modo che venga applicato il regolamento nel migliore dei modi, sbagliando come succede sempre per tutti. Grazie. Bene, una foto. Vediamo. Tino, devi venire? Alessio, vieni qua. Bene, ci siamo. Dai che piove. Ottimo. Tu hai un premio da Emo? No, tu ancora aspetti qualcosina. No, possono restare anche i ragazzi, perché Alessia ha una cosa per te. Un piccolo presente
Ostia, grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie. Un piccolo riconoscimento da parte nostra, insomma, per la tua esperienza. Grazie. Bene, passiamo ora alla seconda categoria con i riconoscimenti dei risultati stagionali. Chiamiamo i rappresentanti delle squadre partecipanti al girone O Veneto di seconda categoria, appunto in ordine di classifica come prima crescente, partendo allora dalla città di Eraclea. Facciamo un applauso, li chiamo un po' più lentamente così possono salire e ricevere già il premio. L'Annonese, la Zensonese, la Lugugnana, il team Leo Academy, il Musile 1000, il Cortellazzo, il Marina di Caorle, l'Altino, il Villanova, il Casale, la Giussaghese, il Cavallino, la Fossaltese, vincitore dei playoff, e il Ponte Crepaldo San Giovanni Bosco, vincitore del campionato. E salirà qui il presidente onorario del Ponte Crepaldo San Giovanni Bosco, che ci tengo insomma a ricordare, Guglielmo Boso, stiamo parlando di lui. Una vita insomma spesa a servizio del calcio e dei ragazzi, premiato come cavaliere dello sport da Carraro, presidente al tempo della sezione della Lega Nazionale Dilettanti. Siete saliti tutti quanti? Avete il vostro premio? Intanto le vallette consegnano i vostri premi. Prestiamo anche questa occasione alla società Team Leo Academy per riconoscere un premio anche a Dario Raul per aver ricoperto il ruolo di presidente del team biancorosso per molti anni e attualmente anche appunto del Team Leo. Non siate timidi, venite pure avanti, stringetevi a me, così non lasciamo le squadre che sono arrivate per ultime ai confini del palco. Venite pure qua, venite pure qua. E mentre vengono consegnati i premi, direi che possiamo anche chiamare il capocannoniere della seconda categoria Girone O Veneto. Sto parlando di Nicolò Solighetto. Il Treporti? Il Treporti, mi sono dimenticato io di chiamarlo. Ciao. È qui? Posto? Sì, buonasera, Scardes. Manca l'ultimo. Quanti gol hai fatto? 25. 25? Ammazza. Bene. Ci siamo tutti, o per caso ho dimenticato qualcuno? Nel caso alzate la mano, non prendetevela, insomma, non siate così permalosi, nel caso... Ci siamo, Alessio? Bene, vieni qui con me che ci facciamo una foto. Bene, il fotografo dov'è? Un applauso! Adesso abbiamo riconosciuto anche il premio al vincitore del campionato? È stato consegnato? Perfetto, ottimo. Sì, dai, 2 parole. Bene. Presidente, 2 parole proprio in... Alla mia età, come non si fa a salutare tutte queste persone meravigliose? Io sono contento di questa festa perché è una festa del calcio. Grazie Presidente, grazie Avvocato Donetta, grazie Vicepresidente Bamberti, vi saluto tutti, grazie, a 85 anni sono quello che faccio calcio, evviva il calcio, evviva i giovani, grazie. Grazie. Bravo, bravo.
Ok. Grazie mille e complimenti. Bene. Ora arriva il primo ospite della serata, un ospite non da poco. Mentre do al pubblico una breve introduzione, lui capirà subito che sto parlando di lui, quindi lo invito ad avvicinarsi al palco nel frattempo. Il 12 aprile, in occasione della sfida tra Venezia e Monza, è stata ritirata la sua maglia numero 13 in omaggio alla sua carriera, una carriera che racconta di un amore incondizionato. Nasce a San Donà di Piave, cresce nel settore giovanile arancio-verde, colleziona 237 presenze e 27 gol con i lagunari e rappresenta in un certo senso il simbolo di un viaggio straordinario che ha portato il Venezia dalla Serie D alla Serie A con 4 promozioni, di cui 2 alla massima serie e una Coppa di Lega Pro. Unico giocatore nella storia del Venezia a giocare una partita in tutte le categorie, dalla D alla A. Do il benvenuto e chiamo sul palco Marco Modolo. Un applauso. L'abbiamo chiamato perché Marco avrà ora il compito di premiare un'altra persona che abbiamo voluto selezionare. Sto parlando di un ragazzo classe 1992 che ci è stato segnalato da Pasquale Toscani di Padova Sport. Ha giocato in tutte le categorie, dalla terza fino alla Serie C. Muove i suoi primi passi con il Marghera, poi con il Portogruaro, con cui riceve la prima convocazione per una gara di Serie B, poi San Donà, Bari, Campobasso, San Paolo Padova in Serie D, dove fu decisivo per la salvezza diretta. A seguire Virtus Verona, segnando la prima rete tra i professionisti degli Scaligeri in Coppa Italia contro il Bassano, poi Campodarsego, Termalteolo e Union Pro Mogliano. Qui però mi fermo perché vorrei che completasse la sua storia Matteo Bolchi, che chiamo qui sul palco. Nel mentre... Piacere. Nel mentre io naturalmente cedo anche il microfono a Marco e mi permetto solo una cosa, se mi è concesso. Ho avuto il piacere di conoscerlo una volta, di fargli una brevissima intervista, non so se lui si ricorda, a San Donà, era l'apertura della stagione sportiva e mi ha colpito davvero una grande umiltà e mi è rimasta dentro e penso che in un certo senso tutto quello che ho detto prima di te sia davvero meritato. Quindi ti lascio il microfono, poi lascio il microfono a te Matteo e passiamo con le premiazioni, giusto se volete insomma salutare. Buonasera a tutti, scusate la voce, l'aria condizionata è terribile. Ringrazio Alessio per l'invito e niente, grazie per la bellissima descrizione. Mi volevo ricollegare un po' a quello che ha detto il signore Elia prima, dove veramente il calcio dilettantistico è prima di tutto una scuola di vita. E oltre ad essere un trampolino per quello che poi viene dopo. Io l'ho vissuto in prima persona e mi è servita tantissimo. Poi io ho avuto la fortuna insomma, che quando ho iniziato ad entrare nel mondo del calcio professionistico di conoscere persone come Paolo Poggi che mi hanno trasmesso veramente dei valori che non si possono spiegare. E niente, in questo caso per i colori arancione e verdi che poi mi sono entrati nel cuore e hanno fatto parte della mia carriera insomma, per sempre. Quindi volevo fare poi le congratulazioni a tutti i calciatori premiati questa sera e un in bocca al lupo per il prossimo. Grazie Marco. Io prima parlando di te Matteo mi sono fermato un attimo perché noi ti abbiamo scelto non solo anche per i tuoi meriti sportivi ma perché a un certo punto hai fatto in un certo senso una scelta di vita, no? È nata tua figlia e volevo chiederti insomma se potevi condividere con noi questa tua esperienza e cosa ti ha spinto insomma a fare determinate scelte. Buonasera a tutti. Metti pure a sinistra.
prima di tutto grazie per questo riconoscimento, per me è un onore essere qui e essere premiato da un campione come Marco ancora di più. Congratulazioni per questa cerimonia, davvero non è scontato fare questo per i dilettanti, anzi non so quanti fanno queste iniziative. E per quanto riguarda me è emozionante questo riconoscimento perché fa fare un tuffo nel passato, diciamo. E niente che dire, ho fatto una scelta di cuore, diciamo, quando nasce una figlia le priorità cambiano. Chiaro è che non è da tutti fare un balzo da eccellenza Serie D alla terza categoria, però insomma ci sono delle priorità nella vita e credo che i figli vengano prima di tutto. Grazie. Grazie mille. Consegniamo il premio, sarebbe bello che la foto fosse appunto con Marco che consegna questo premio a Matteo. Un applauso. Vieni lei se ci sei. E veramente complimenti. Grazie e complimenti a tutti e due. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie. Ciao. Bene. Passiamo ora alla prima categoria con i riconoscimenti dei risultati stagionali. Non vi spiego insomma le modalità con cui chiamerò le squadre, parto in ordine di classifica crescente. Quindi Condor Treviso, Calcio Cessalto, Galaxy, 90, Bibione, Fontane, Teglio Veneto, Altobello Aleardi Barche, Gorghense, Vigor, Calcio Marghera, Rio, Pro Venezia 2015, Libertas Ceggia 1910, Calcio Meolo e Carbonera, vincitore del campionato. Chiamo sul palco anche, stringetevi, non siete timidi, venite pure a fianco a me. Chiamo anche sul palco per una dovuta premiazione il capocannoniere di questo campionato del Calcio Marghera, Riccardo Casavola. Un applauso. Consegniamo pure i premi. Steo là, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Ho avuto il piacere di vivere in prima persona insomma questa prima categoria perché come posso dire, sotto gli ordini dei colori che stanno nel mio cuore, ma come è normale che sia, ognuno ha la sua squadra e il suo tifo, e devo dire che mi sono davvero divertito. Ho un po' sofferto, ma mi sono divertito. Vigor, mi chiamano Vigor? Teglio Veneto? Allora, Teglio. Tegliari, Condor Treviso? Aspetta, no, me lo manda adesso. Dov'è il bomber? Carbonera! Vieni qua. Vieni qua, Carlo. Vedi pure alla sinistra, alla sinistra. Vai. Qua. Vediamo i gol. Pochi. Quanti gol hai fatto? 13. Vabbè, 13, però insomma, vuol dire che la competizione e il tasso agonistico era alto, insomma. Sì, è stato un bel campionato. È stato un bel campionato, ringrazio comunque la squadra con cui sono stato e che mi hanno messo in condizione di fare comunque tutti quanti questi gol. Si poteva fare meglio, è stato un bel campionato e complimenti anche sia al Carbonera che ha vinto, e il Marghera che ha partecipato e a tutte le altre squadre. Assolutamente. Bene, un applauso. Carbonera, vogliamo dire due parole? Le va, signor Carbonera? Ma allora io sono un rappresentante della provincia di Treviso, quindi porto avanti la mia bandiera. No, io ringrazio in principio tutto lo staff che mi ha accompagnato anche oggi, che soprattutto grazie a loro ci siamo arrivati là davanti, e anche ai ragazzi che insomma
sono quelli che sono andati in campo e hanno venduto cara la pelle su un campionato per noi dove eravamo ospiti, non eravamo diciamo protagonisti o parte della provincia, però insomma è stata dura. Ci siamo scannati fino all'ultimo ed è singolare il fatto che quella volta che abbiamo fatto l'intervista, bellissima serata, Basso Piave, Ponte Grepaldo e noi ospiti del Meolo, però va bene. Comunque dai, è stato bello, adesso testa al nuovo anno, grazie a tutti. Veramente. Complimenti, la foto, bene Alessio? Bene. Foto. Sì. Foto di rito. Non so, siamo a posto. Un applauso davvero a tutti quanti. Ciao, grazie Said. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene, vado veloce. Abbiamo adesso delle premiazioni, le abbiamo chiamate straordinarie, perché chiamo sul palco i rappresentanti di Lovis Presiano, prima categoria, girone C, vincitore playoff e dunque promozione in promozione. Il San Stino, un referente per il San Stino, perché è giusto riconoscere i 100 anni di storia del San Stino Calcio, e il Fontanelle, promozione girone D, per il buon percorso, insomma, malgrado la sconfitta in finale playoff utile per il passaggio in eccellenza. Vogliamo riconoscere a tutti voi il giusto riconoscimento. Manca qualcuno? Io sono Lovis Presiano. Lovis Presiano? Eccolo qui, perfetto. E chiamo anche sul palco il capocannoniere del girone D di promozione, Fabio Manzan del Fontanelle. Monestier? No, è dopo il Monestier. E chiamo anche il massaggiatore del Fontanelle, Mario Minetto, per i suoi 40 anni di servizio, e noi ci prestiamo più che volentieri a questo riconoscimento. Ci siamo tutti? Sì. Bene. Chi manca? Zigoni. C'è Zigoni, dov'è? Zigoni. No, ma è dopo. Bene, allora, foto, sorridenti, mi raccomando, lasciamo da parte la serietà. Fate un applauso per cortesia, se no mi siete in imbarazzo. Bene, grazie mille. Buona serata. Grazie. La prendo il Fontanelle, no? Prego. Allora, siccome ai playoff diciamo non è andato così bene, però potremmo essere impescati, per cui stasera noi tifiamo per il San Giovanni Piani, che possa vincere, perché così questo ci può consentire di salire in eccellenza. Ecco, questo è un augurio che ci facciamo a noi, ma anche a San Giovanni. Grazie di tutto. Grazie, beh, giusto. Bene, allora forse dal momento che è stato un po' spifferato il nome del prossimo ospite, avrete già intuito di chi sto parlando, lo introduco così. In un articolo del 23 novembre 2024, comparso su Il Foglio a firma di Alberto Facchinetti, quest'ospite viene definito il ribelle in pelliccia. Ex giocatore di Juventus, Genoa, Roma e Verona. Sto parlando di Gianfranco Zigoni. Un applauso. Anche se Gianfranco questa sera purtroppo non potrà essere qui con noi per motivi di salute, ce ne dispiace molto, ma abbiamo il piacere di avere qui con noi l'avvocato Alvise Tommaseo Ponzetta, amico nonché testimone di nozze, mi è parso di capire, di Gianfranco,
Ci piaceva insomma l'idea di potervi offrire una piccola conversazione, un piccolo dialogo tra i due, purtroppo non è stato possibile. E allora, avvocato, io cedo a lei il microfono così che possa insomma raccontare brevemente chi era Gianfranco, chi era nel senso da giocatore, e chi è Gianfranco adesso, e chi è Gianfranco come amico per lei. Allora, grazie a tutti, buonasera. Zigo vi saluta tutti, purtroppo ha avuto un'infezione urinaria e ancora sotto antibiotici, quindi con grande dispiacere non è potuto venire. Io l'ho conosciuto nell'agosto dell'82, aveva 38 anni, è arrivato come allenatore e giocatore a Piavon in terza categoria dove giocavo anch'io. Primo giorno di preparazione, come tutti i dirigenti si aspettano 15 giorni di corse, esercizi, intorno ai vigneti, qua e là. Zigo arriva, vede il campo e dice al presidente: le reti dove sono? Ha voluto subito le reti. Io non abbiamo mai fatto un giro del campo in tutto l'anno, solo partitina come allenamento, 3 tocchi e il Piavon, che arrivava sempre ultimo, arrivato secondo. Io sono diventato, mi ha preso in simpatia, tutti i sabati andavo a pranzo da lui. Ogni pranzo c'era un argomento, si discuteva solo di questo, lui diceva una cosa, la moglie tutto l'opposto, faceva un baruffo a tutto il pranzo, poi ogni tanto Zigo diceva: mi marti, ho una cena, e sua moglie diceva: no Zigo, guarda che hai l'allenamento martedì, io ho una cena. Martedì si andava in campo, ci si spogliava, cominciava la partitina 3 tocchi, il primo che protestava il coso, a casa tutti, via, andava via e quindi si andava alla cena. Il presidente protestava, lui diceva: do le dimissioni e buonanotte. Quel campionato siamo arrivati secondi, Zigo però ha fatto un gol solo. L'anno dopo il presidente ha detto: cavolo, giocavi 4 anni fa in Serie A e qui fai solo un gol in terza categoria. E lui ha detto: ma mi hai mai promesso qualcosa? No. Che cosa vuoi? 10 gol, voglio 2 soppresse, 15 anche una damigiana di Raboso. L'anno dopo ha fatto 15 gol, addirittura 4 in una partita, e poi basta. Grazie. E no, stai con noi Albise, perché vogliamo premiare il Zigoni Oderzo, seconda categoria, girone Q Veneto, e il Monastier San Biagio, vincitore della seconda categoria, girone P Veneto. Un applauso. Ecco qua. Ecco. Albise? Sempre io. Sì. Fai tu, dai. Vai. Piacere. Grazie. Complimenti con Grazie. Bene. Ci facciamo una foto? Bene. Alessio, sei con noi? Dov'è il fotografo? Dove sono i flash? Eccolo. Dopo il final. Grazie. Grazie. Buona serata. Grazie avvocato. Ora abbiamo un piccolo intermezzo, che però non significa sia qualcosa così da poco, anzi tutt'altro, perché chiamo sul palco un amico. Ho avuto il piacere insomma di considerarlo, adesso non ci conosciamo fino a poco tempo fa, un amico, ma un amico perché soprattutto condivide una passione che ho anch'io, lui in modo veramente pieno e sentito. Sto parlando di Riccardo Bonvicini, conosciuto da moltissimi, immagino. Gli farei un applauso. Vieni Riccardo. Perché noi siamo non io nel senso, ma vabbè, mettiamolo così, siamo colleghi, sì, ok? Dai, possiamo dirlo, sì. E c'è qualcosa il 13 giugno, venerdì 13 giugno, noi vogliamo darti la possibilità di dire a tutti cosa c'è, quindi ti lascio il microfono, spiega e racconta. Grazie Michele, grazie Alessio per l'opportunità che non mi aspettavo, devo dire, e posso dire anche non capisco, ma grazie davvero. Ma intanto complimenti per l'iniziativa, perché veramente avere così tanta gente in un solo posto per questo nostro calcio che amiamo è bello, tanto bello, e devo dire che mi piace molto, cioè, se ci piace questo calcio noi siamo qua per questo, credo, e lo facciamo
senza un vero ritorno economico, anzi se fosse la passione non saremmo qua questa sera, credo, nessuno di noi, ed è bello che siamo così in tanti perché siamo veramente una comunità appassionata di questo calcio, secondo me, veramente c'è tutto un movimento che gira attorno di persone, come si detto prima dire, quello che si crea tra di noi qua sono i legami personali che vanno oltre il campo, secondo me la cosa più importante di tutto è questa, amicizie, discussioni che nascono tra noi dirigenti, allenatori, giocatori, questa forse è la cifra più importante del calcio dilettantistico e quindi è davvero bello. Venerdì? Questa serata è così, dice di venerdì prossimo, sì, perché venerdì prossimo organizzo la mia, tra virgolette, serata dei dilettanti, dalla terza alla Serie D, è un'altra situazione importante, chiaramente mi auguro sia tanta partecipazione come questa, ci proviamo ad andare avanti, non è semplice perché chiaramente organizzare serate così, Alessio lo sa cosa vuol dire, quanto lavoro c'è dietro che non si vede, poi dopo sono 2 ore e le ore dietro per prepararlo sono infinite. Mesi. Esattamente, quindi sì, la cartolina è questa, però penso che per noi che dopo quando siamo qua a vedere quanta gente c'è e i riconoscimenti dopo vale la pena fare lo sforzo, quindi è sempre un bel premio, quindi dai, vi aspetto e grazie Alessio, grazie a tutti voi qua. Bene, grazie. Un premio per l'ex presidente del Leo. No, l'avevamo inserito, sì, probabilmente sì, perché mi dice qualcosa. Vabbè, facciamolo adesso. Vai. No, fallo adesso, fallo tutto. Allora, mi comunicano un fuori onda. Alessio, mi sbaglio? Sì, forse la tempistica non era giusta, ma è doveroso farlo prima di passare alla seconda fase della serata. E noi avevamo anche fatto presente alle società se c'era qualche giocatore, qualche dirigente che dopo tanti anni di impegni nella propria realtà, nella propria squadra, avesse voglia di fare un passo indietro oppure lasciare spazio a qualcun altro. Ecco, c'è una società ed è il Team Leo che vuole dedicare una targa a una persona molto particolare della propria società. Invito il dirigente del Team Leo a salire sul palco. Il nome. Sta arrivando? Lui sa che stiamo parlando di lui. La società. Qualcuno del Team Leo c'è? Che vuole salire per consegnare questa targa a... dopo diciamo il nome. Non c'è, va bene, però consegniamo noi la targa. Consegniamo noi. Ma non è solo lei. No. Niente, strano. Va bene, noi comunque abbiamo questa targa, la vogliamo comunque annunciare ormai a questo punto. Leggi pure tu. Allora, è dedicata a Raul Bariol, per il tuo impegno, la tua passione e il tuo amore che in questi anni hai donato per i nostri colori. Grazie Presidente, firmato dal Team Leo Academy. Un applauso. Eccolo qua. Sta arrivando. Bene, sta arrivando. Buonasera. Metti pure qua. Buonasera. Mi hanno mandato. Penso sia un bel riconoscimento. Sì, considerando che è l'ultimo anno, dopo tanti anni di battaglie in prima linea, è un riconoscimento da parte del... significa che ho fatto un bel lavoro. Sicuramente, Presidente. Foto. Bene, grazie. Adesso passiamo
Allora, io non so se ci sia qualche ascoltatore della Zanzara qui tra noi, non dico cose insomma poco nota, perché dobbiamo consegnare il premio Schedina. Per chi ci ha seguito su Facebook quest'anno sa che abbiamo organizzato ogni settimana le schedine, no, tra di noi. Io adesso chiamo direttamente il vincitore, mi è stato detto che manderà un delegato, qualcuno. Comunque sulla medaglietta compare Tony da Milano. Mi aspettavo, Tony da Milano, ci sei per ricevere la tua medaglia? Il tuo premio Schedina? Mi è stato detto che... Allora, Tony da Milano, chiaramente non esiste Tony da Milano. Tony da Milano, come dici tu, è un personaggio della Zanzara e che ha usato questo soprannome alla fine. Allora, questa sera purtroppo non è qua presente, ma anzi è una cosa lieta, secondo me, non è qua presente perché la sua compagna sta avendo un bambino, quindi questa sera è perdonato ampiamente Tony da Milano, quindi vogliamo fare un grosso in bocca al lupo a Tony da Milano e non diciamo chi è, aspettiamo solamente il fiocco rosa o blu sulla porta. Bene, bene. Allora, adesso passiamo alle premiazioni individuali. Si è levato un urlo dal pubblico. Allora, spiego un attimo le modalità di valutazione e di assegnazione dei premi. Per ogni categoria, terza, seconda e prima, verranno premiati il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista, il miglior attaccante, il miglior giovane e il miglior allenatore. Gli allenatori delle squadre partecipanti alla categoria in questione hanno fornito 3 nominativi per classe, quindi 3 per i portieri, 3 per i difensori, 3 eccetera eccetera, assegnando 5 punti al primo favorito, 3 al secondo e 1 al terzo. Non è stato ammesso votare giocatori appartenenti alla propria squadra, ci mancherebbe anche altro. Sono stati, è giusto dirlo, sono stati inoltre chiamati a votare anche 4 esperti allenatori ora liberi da incarichi che hanno avuto lo stesso peso nelle votazioni. Premieremo appunto anche i migliori allenatori. Per quanto riguarda la classe degli allenatori si è eseguita la stessa modalità, ma a votare sono stati i direttori sportivi. In caso di parità di punteggio si è preferito il nominativo più indicato. Queste le modalità con cui sono state effettuate le votazioni e i riconoscimenti. E lo facciamo partendo dalla terza categoria. Partiamo dalla terza categoria perché abbiamo un ospite non da poco. Nasce a Oldenburg il 5 giugno 2005, da famiglia originaria di Cinto Caomaggiore. Nel 2014 entra a far parte del settore giovanile del Werder Brema e a ottobre 2021 firma il suo primo contratto da professionista. Il 10 dicembre, a 16 anni e 188 giorni, diventa il più giovane esordiente nella storia del Werder Brema, nonché il secondo più giovane nella storia della Bundesliga cadetta. Il 22 ottobre 2022, invece, a 17 anni, 4 mesi e 17 giorni, diventa il più giovane debuttante del Werder nella massima serie tedesca. Perdonatemi la pronuncia in tedesco, non l'ho mai studiato. Nel giugno 2024 passa al Borussia Mönchengladbach e il 3 maggio 2025 segna la sua prima rete fra i professionisti contro l'Hoffenheim. Ha giocato con l'Under 19 italiana e vinto nel 2023 il secondo europeo della storia per gli azzurrini. Nel dicembre 2022 è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale maggiore italiana Roberto Mancini
in vista di uno stage riservato ai migliori giovani talenti di interesse nazionale. Sto parlando di Fabio Chiarodia, un applauso, che invito a salire. Insomma, se non è questa la promessa del calcio, è insomma una delle personalità migliori per premiare. Grazie per essere venuto. Allora, facciamo così Fabio, io annuncio i finalisti, vado veloce, dopo tu annunci i vincitori, ti va? Perfetto. E dopo ti lascio tutto lo spazio necessario per insomma salutare e dire due parole, che aspettiamo. Allora, partiamo con i finalisti dei portieri. Li avete già visti su Facebook, quindi vado tranquillamente veloce. Li ricordo per chi non ci ha dato un'occhiata. Matteo Secco del Torre di Mosto, Vizzi Simone del Basso Piave, Visentin Francesco del Silea, Talon Gabriele della Virtus Summaga. Naturalmente lo sto facendo così che i finalisti possano prepararsi vicino al palco, in modo tale che quando chiamerò il vincitore possa salire. Difensori: Ronchese Eric dell'Evolution Team, Smeraldi Daniele del Basso Piave, Comin Luca della San Giorgese, Federico Reganaz del Pramaggiore, Vianello Luca del Calcio La Ronca, per quanto riguarda i difensori. Centrocampisti: Giovanni Comunian San Giorgese, Passarella Samuele Basso Piave, Martin Maurizio Silea, Cesaro Riccardo Basso Piave, Boussim Bassido La Ronca, Tripi Francesco Silea. Attac Saramin Edoardo San Giorgese. Gli allenatori non li annuncio perché voglio tenere un po' di suspense. Allora, io lascio a te la parola, se vuoi salutare, dire qualcosa e raccontarci anche la tua esperienza, insomma, non essere timido. No, grazie per l'invito, continuate così, bel evento, basta, non ho più da dire. Ok, ti va di annunciare i finalisti? Ok, partiamo con il miglior portiere. Simone Vizzi. Simone Vizzi. Bene. Vieni, ti consegniamo il premio e ci facciamo una foto. Ci stringiamo. Adesso vieni. Foto. Ci siamo? Perfetto, grazie e complimenti. Miglior difensore? Daniele Smeraldi. Basso Piave. Vieni Daniele, compaesano. Ci siamo con il premio? Ok. Alessio, foto. Perfetto, complimenti Miglior centrocampista? Giovanni Comunian. Giovanni Comunian della San Giorgese. Eccolo. Vieni. Ti pure alla sinistra. Un applauso. Complimenti. Complimenti. Miglior attaccante? Giulio Valeri. Pramaggiore. Ecco il premio. Un applauso e foto. Complimenti. Grazie. Miglior giovane? Pietro Fontanelli. Della Giussaghese, classe 2005. Grazie, grazie. Complimenti. Un applauso.
Arriviamo al miglior allenatore. Eros Cecatto. Del Basso Piave. Eccoci qui. Alessio, ci sei? Foto. Mister, vuoi dire due parole quanto allenatore? Ringrazio i miei ragazzi perché mi hanno regalato un sogno, ringrazio il presidente e basta, è stato bellissimo e bello, bellissimo. Grazie e complimenti ancora. Abbiamo anche un riconoscimento per te, Fabio, e ti ringraziamo davvero molto. Grazie. Complimenti naturalmente per la tua carriera. Io ti ho chiamato giovane promessa, ma perché anche guardandoti negli occhi mi sembra che tu sia una persona genuina con la testa a posto che potrà davvero dare tante gioie alla nazionale italiana. Ce lo auguriamo, ti faccio i miei complimenti. Grazie mille davvero. Grazie Fabio. Una foto, se vuoi farci una foto. E un grazie a Gabriele che ci ha portato qua Fabio. Bene, io mi segnerei il nome e anche la foto perché secondo me va bene. Passiamo ora, l'abbiamo chiamata così, alla Coppa Chiosco, Coppa Terzo Tempo Memorial Simone Pacchiega. È un premio riservato alle società che più si sono distinte per operato, accoglienza e gestione. L'abbiamo voluto dedicare a Simone, che è volato in cielo il 27 luglio di 4 anni fa in un tragico incidente sul proprio posto di lavoro, perché Simone era un ragazzo sempre disponibile per gli altri, aperto alle novità e pieno di entusiasmo. Un amico dentro e fuori dal campo, sia nella sua Giussaghese che in tutta la comunità. Insomma, il suo sorriso e la sua allegria vogliamo siano di ispirazione a questo premio. Chiamo qui lascio a voi il microfono, presentatevi e se volete dire due parole, non voglio rubare troppo spazio, anche do il microfono per primo. Noi siamo la famiglia, c'è Andrea il fratello e il papà e la mamma. Noi siamo qui perché crediamo in questo sport, crediamo nelle società dilettantistiche e il nostro mondo. Noi siamo sempre stati in giro per tutti i campi della provincia e lui era l'anima di tutti i chioschi, cercava sempre in tutte le società dove andava trovava degli amici. Per cui siamo qui per ricordarlo e ringraziare tutte le società che continuano a fare questo importante impegno nel sociale per aiutare i nostri giovani, i nostri figli, i nostri ragazzi a crescere. Grazie. Abbiamo anche un omaggio floreale. Facciamoci una foto. Michele, posso? È una coppia veramente particolare, nel senso che quando abbiamo parlato di fare queste cose qua, cioè loro mi hanno dato la forza a me di farla. È un bel esempio questa famiglia qua unita. Mi ricordo il proprio figlio, veramente grazie di essere qua presenti e delle parole che ha detto Fabio, grazie mille, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie davvero. Io prima di salutarvi vi chiedo di restare qui per premiare insomma i premiati, ecco, assegnare le coppe. Allora, seconda categoria
girone O, sono tre e sono tutte e tre a pari merito. Villanova, un applauso. Seconda categoria, girone O, Giussaghese. È un derby questo, è un derby. È un derby. Prima categoria, girone H, Teglio Veneto. Grazie. Manca il Teglio? Teglio Veneto. Teglio Veneto? Presidente. Non c'è il Teglio Veneto? Io ho militato in 2 di queste 3 C'è il Teglio Veneto, deve esserci il Teglio Veneto. Qualcuno del Teglio Veneto? Sono appena andati. Non c'è, va bene. Alessio, metti giù, facciamoci pure una foto insieme. Andrea? Vieni pure qua, vieni pure te qua, vieni. Vieni Alessio. Stiamo? Eccoli qua il taglio. Oh, aspetta. Oh, ecco il Teglio. Ci interrompono la foto. Pronti qua? Avanti. Grazie a voi. Grazie mille. Signori, grazie mille davvero, grazie mille. Grazie a lei. Grazie signore. Grazie. Bene. Passiamo adesso alla seconda categoria e chiamo sul palco adesso un allenatore di origini portogruaresi, da anni uno degli allenatori più ambiti nelle piazze di Serie C. Dopo le prime esperienze in Friuli e quelle nelle giovanili di Triestina e Verona, passa ad allenare Arezzo, Triestina, Feralpi Salò, Padova, Renate e attualmente Casertana. Sto parlando di Massimo Pavanelli. Vieni pure alla sinistra. Allora Massimo, non abbiamo tempo per grandissime interviste, però vorrei che tu dicessi 2 parole. Tu sei un grande allenatore. Sono un allenatore, un grande allenatore. Sei un grande allenatore, questo lo dico io, e volevo chiederti se ti andava di raccontare brevemente cos'è per te il calcio da allenatore, da persona insomma adulta, che ne ha viste tante, e se potevi fare insomma un augurio agli allenatori non solo delle nostre società, ma anche a tutti, anche ai ragazzi insomma. Beh, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. È una serata molto bella, come ha già detto tanti. Sarebbe un discorso molto lungo, però a me va di riassumerlo come qualche volta dico ai ragazzi, perché riporto una frase che ho letto in un libro di Jorge Valdano, che era Footballandia, che il suo allenatore Menotti gli diceva spesso ai ragazzi, diceva: andate in campo e liberate i vostri sogni. Credo che questa sia la frase migliore che si possa augurare a tutta questa gioventù bella che è questa sera. Grazie. Allora, come con Fabio, se ti va, resto pure qui sul palco così annunci tu i vincitori. Facciamo velocemente i finalisti. Ci vedo. Sì, ma tanto questi li dico, ma per chi non li ha potuti vedere su Facebook, tu annuncerai i vincitori. Mi raccomando, deve essere una cosa, un exploit di gioia e di gioia. Okay. Allora, partiamo con i portieri. Sono stati selezionati come finalisti Gianluca Toso della Treporti, Michele Dalla Libera del Ponte Crepaldo, Nicola Fagherazzi della Fossaltese, Marco Striato del Musile 1000. Per quanto riguarda invece i difensori, lo ripeto, così possono tutti avvicinarsi al palco: Nicola Pastrello del Ponte Crepaldo, Pensa Marco dell'Altino, Bortolussi Andrea della Fossaltese, Comerci Matteo del Marina di Caorle. Centrocampisti Davide Sartori del Ponte Crepaldo, Marco Cadamuro Treporti, Trevisan Mattia Fossaltese, Anthony Molin Cavallino. Per quanto riguarda gli attaccanti, Solighetto Nicolò Ponte Crepaldo, Geromin Davide Fossaltese,
Costantini Riccardo Treporti, Alessandro Milanese Fossaltese. Veniamo invece ora ai giovani: Naccari Matteo Musile Mille, Bragagnolo Cristian Annonese, Rossi Samuel Treporti, Geromin Davide Fossaltese. Adesso veniamo ai finalisti, ai vincitori. Li vedi? Sì. Ok. Allora, il miglior portiere della seconda categoria è Michele Dalla Libera del Ponte Crepaldo, che invitiamo a salire. C'è. Vieni Michele, prego, mettiti pure a sinistra. Ricevi il premio, una foto e un applauso. Grazie e complimenti. Grazie. A tutti. Miglior difensore Andrea Bortolussi della Fossaltese. Complimenti. Si è portato dietro una bella squadra, meno male. Eccolo qua. Prego, c'è tutto il tempo. Grazie. Vieni pure qua, vedi pure. Permesso. Grazie. Devo fare foto? Ah beh, certo, foto. Foto, applausi e complimenti. Grazie. Complimenti. Poi il centrocampista chi è? Fammi vedere. Davide. Miglior centrocampista Davide Sartori del Ponte Crepaldo. Eccolo qui. Siamo anche compaesani di te, Che sono stretti, sai? Beh, no, mettiti te vicino all'allenatore, al mister. Ecco. Okay. Ciao, grazie a tutti. Ci sono questi scambi, queste brevi parole tra il mister e i premiati, perché il mister è di Stretti di Eraclea, quindi è proprio qua, nel senso, l'abbiamo chiamato non a caso. Derby col Ponte Crepaldo. Allora, miglior attaccante? Nicolò Solighetto mi sembra. Ponte Crepaldo. Sembra normale, 25, no? Sì, 25. Complimenti. Prego, mettiti pure qua. Grazie. Applauso! Però posso dire che Nicolò Solighetto è stato l'unico giocatore di tutte e tre le categorie ad essere votato da tutti gli allenatori. È una bella soddisfazione. Vuol dire hai fatto bene. Tutti quanti abbiamo votato tutti. Grazie. Complimenti ancora. Basta, l'allenatore? Abbiamo il giovane e poi l'allenatore. Giovane Samuele Rossi. Okay. Premio al miglior giovane va a Samuel Rossi del Treporti 2006. Un applauso a Samuel. Eccolo qui. Mettiti pure qui. Complimenti. Applauso. Grazie per il ragazzo. Thomas. Miglior allenatore va a Thomas Zoggia del Ponte Crepaldo. Ponte Crepaldo ha fatto incetta, evidentemente insomma. Per uno da stretti, dal 5 premi al Ponte Crepaldo 4 e 2. Grazie. Risultati contano. Complimenti. Risultati contano. Grazie. Prego, foto. Complimenti ancora. A posto, vuoi dire altre due parole? Abbiamo già detto tanto, ringrazio tutti e buona serata ancora. Aspetta. Volevamo farti dire due parole perché adesso c'è il tuo riconoscimento.
tu avevi fretta di scendere, ma... Grazie al Presidente per leggerlo. Grazie, buonasera. Complimenti, no, grazie. No, aspetta, foto, solo te, con il premio. Noi ci teniamo. Che fai? Bene. Complimenti e in bocca al lupo, naturalmente. Adesso passiamo al premio, manca poco, tenete duro. Al premio alle migliori tifoserie, perché certo in campo scendono 11 giocatori per squadra, dopo allenatore, arbitri, giustamente, però c'è qualcuno che sulle tribune soffre, gioisce, segue la squadra nelle varie trasferte, e abbiamo voluto introdurre un premio alle tifoserie che più di tutte hanno saputo, con rispetto e allegria, trasmettere la passione e le emozioni del calcio di provincia. Chiamo allora sul palco un responsabile, un referente, un delegato di due società, 1 e 1. Meolo, prima categoria Girone H, a pari merito, e il Ponte Crepaldo, seconda categoria Girone O. Prego. Anche un giocatore, un capitano, un tifoso, insomma. Complimenti, complimenti. Complimenti. Dov'è Zanu? Zanuto non c'è? No, non c'è. No, la coppa. Grazie. Benissimo. Ottimo. Ci siamo? Una parola, insomma, il calcio è bello anche perché ci sono i tifosi e qualche sfottò, qualche campanilismo, ragazzi, ci deve stare, vero? Sempre. Sempre. È bello questo, è il calcio che ci piace a noi, grazie ancora ragazzi. Grazie ragazzi, complimenti, mi raccomando. Stiamo arrivando alla conclusione di questa serata. Abbiamo un altro ospite. È l'estate del 1997, a troneggiare nel mondo delle figurine è la Panini, ma inaspettatamente irrompe nella scena un concorrente che spiazza tutti, la Dolber, e lo fa con un album tascabile delle sole 14 squadre di Serie A e con soli 11 titolari, selezionati un po' a caso, si è detto. E queste figurine sono arrotolate intorno all'involucro rettangolare di gomme da masticare sui toni del rosa, dalle proprietà organolettiche un po'. Tutti lo comprano. È un successo, sembra filare tutto liscio, fino a quando, nelle classi, dentro ai bar di paese, a casa degli amichetti, filtra una solenne e fatidica domanda. Ma te ce l'hai Volpi e Poggi? E noi Paolo Poggi ce l'abbiamo qui con noi e lo invitiamo a salire qui sul palco. Ho voluto... Prego. Grazie Paolo. Ho voluto ricordarti così perché, adesso permettimi il collegamento, io ho smesso di collezionare figurine, credo fosse l'album del 2007, Panini, si parlava, o comunque l'album in cui il Milan vinceva la Champions League, mi ricordo questo. E sono un po' quelle leggende, anche figli un po' del mondo americano, dove ci sono figurine da collezione che valgono. E questa storia mi ha preso incredibilmente, ma tu non sei naturalmente solamente quella figurina lì, perché ai tempi tu formavi un tridente offensivo effervescente e prolifico in quel di Udine. Nessuno riesce a trovare la sua figurina, ma nessuno proprio riesce, tant'è che la cosa finisce pure in Parlamento. C'è un'interrogazione parlamentare del deputato del gruppo misto Mauro Paisà. Pare emergerà in seguito che alcune figurine fossero state stampate in tiratura limitata, tutto perfettamente legale, verrà approvato. Ora,
quegli album forse riposano in qualche soffitta sotto a strati di polvere, ma quella domanda risuona ancora nelle orecchie di molti. Non è la mia, che un po' invidio, insomma, chi ha potuto vivere quel calcio da altri tempi. Io sarei nato 2 anni dopo. Paolo Poggi, però, l'ho già detto, non è solo quella figurina lì. Cresce nel Venezia, arriva in Serie A con il Torino, con cui vince la Coppa Italia, correggimi se sbaglio, con cui vince la Coppa Italia nel 1993, segnando anche 2 gol contro la Juventus. Io sono juventino. Poi passa all'Udinese, che porta dalla Serie B alla Serie A e con cui, con i compagni di Tridente Olivier Bierhoff e Marcio Amoroso, raggiunge il 5° posto e la storica partecipazione alla prima Coppa UEFA. Arriverà terzo l'anno successivo e verrà poi ceduto alla Roma di Capello. Poi insomma Bari, Parma, Piacenza, con cui segna dopo 8 secondi quello che per esattamente 19 anni è stato il gol più veloce della storia della Serie A girone unico e dei campionati professionistici italiani, record che è stato battuto solo di recente il 20 dicembre 2020 da un certo Leao del Milan. Giro pagina, scusate. Allora, prestare bene. Giro pagina per dire che sei passato poi al Venezia, all'Ancona e al Mantova, dove hai trovato ancora una volta Hübner, contribuendo alla promozione in Serie Cadetta e segnando l'ultimo gol in una partita ufficiale allo Stadio delle Alpi di Torino. Correggimi sempre se sbaglio. Tornerai nuovamente al Venezia, dove insomma concluderai la tua carriera, e ora eccoti qua. Io ti cedo il microfono. Tu sei un mito, io non ti conoscevo perché sono ancora sono un po' più piccolino di te, ecco. Però ho detto: guarda papà, viene un certo Paolo Poggi. Mio papà è sempre stato un grande tifoso juventino, però sempre un po' timido, un po'... Ah, Paolo Poggi, e l'ho visto sorridere, quindi vuol dire che hai portato alla memoria bellissimi ricordi. Ti lascio il microfono. Grazie intanto per la presentazione, soprattutto la prima riguardo alla figurina che tanto non me lo ricorda mai nessuno. Allora approfitto di questo momento per salutare voi tutti e per ringraziarvi dell'invito, anche Pino. Saluto anche a casa mia che ci stanno guardando, sparsi in giro per l'Europa, ma ci stanno guardando, per cui saluto a Tommaso, Valentina e mia moglie Silvia. E poi io ritengo una fortuna quel giorno in cui la Dolber ha deciso di togliermi dal mercato con quelle figurine, perché nonostante si abbia fatto una lunga carriera sono contento di vedere adesso tanta gente che ha il ricordo del calcio degli anni 90, non solo per il calcio ma anche per le piccole cose che succedevano. Ed è piacevole sapere che in quei tempi c'è stata un'interrogazione parlamentare a proposito della figurina, vuol dire che non vi sono altri problemi. Evidentemente non c'era così, no? Al di là di tutto, io sono un collegamento fra il calcio professionistico e il calcio dilettantistico, perché ho fatto il calciatore professionista per tanti anni e da quando ho smesso mi sono assunto l'onere e l'onore di rappresentare una società dilettantistica, vero Betty? A Venezia, e mi sono reso conto però di una cosa, che il calcio è uguale, cioè non c'è categoria quando c'è la passione, e anzi spesso, e qua ci sono tanti testimoni, c'è molta più professionalità nel calcio dilettantistico rispetto a quello professionistico, per cui per me continua ad essere una grande avventura e faccio i complimenti veramente a tutti quelli che sono qua stasera, che rappresentano il calcio dei dilettanti, perché oltre all'impegno c'è una passione così grande che spesso nel calcio professionistico manca. E per cui grazie ancora dell'invito, complimenti a tutte le società, a tutti i premiati naturalmente, e anche alla categoria arbitrale, che sono veramente da lodare, soprattutto nelle nostre categorie. Ora ti va di restare qui con noi, annunci tu i finalisti, vincitori. No, vai via? No. Allora, ricapitolo velocemente i finalisti e dopo andiamo con i vincitori della prima categoria. Allora, finalisti portieri sono stati Nicola Sartorello, Gorghense, Mion Michele, Carbonera, Lorenzo Andretta, Meolo, Pommiato Cristian, Rio. Difensori: Battiston Riccardo, Teglio Veneto, Scoparin Riccardo, Carbonera, Alvise Bellini, Marghera,
Akowa Yes Bibione, Riccardo Aliprandi Meolo. Centrocampisti: Alessio Rocco Gorghense, Casagrande Filippo 90, Sclano Leonardo Meolo, Stefano Favret Teglio Veneto, Benetton Michele Carbonera. Attaccanti: Dal Compare Luca Marghera, Figallo Alessandro Carbonera, Casavola Riccardo Marghera, Donadon Nicola Libertas Ceggia 1910, Rocco Alessio Gorghense, Luigi Menegatti Meolo. Giovani: Bonfio Riccardo Rio classe 05, Telesi Edoardo 90 04, Nuancudu Kevin Libertas Ceggia 07, Baldin Mattia Provenezia 04. Un applauso a tutti. E adesso andiamo con i vincitori, partendo dal miglior portiere. Michele Mion. Carbonera. Grazie. Complimenti. Ciao Paolo. Eccoli il premio. Ok. Foto. Sì. Applauso. Un po' dopo. Complimenti davvero. Grazie. Complimenti. Grazie Il mio difensore Marco Modolo. Adesso te lo dico. Miglior difensore. Marco Modolo. Aspetta che non li vedo. Riccardo Scomparini. Riccardo Scomparini. Sempre Carbonera. Carbonera che ha fatto un Passa. Complimenti. Ciao, Riccardo. Prego. Mettiti pure qua. Qui al centro. Sì, mezzo, ma insomma, il premiato sei tu. Sempre in mezzo. Applauso e sorrisi, foto. Grazie. Complimenti ancora. Chi è? Filippo Casagrande. Filippo Casagrande. Miglior centrocampista, 90. Complimenti. Ciao, grazie. Complimenti, Premio. Foto, applauso. Grazie ragazzi. Ciao. Ancora complimenti. Complimenti. Attaccante Luca Dal Compare. Miglior attaccante Luca Dal Compare. Marghera. Complimenti Luca. Complimenti. Prego, mettiti qua al centro, ecco il premio. Foto, applausi. Grazie. Non è mai facile, no? Grazie. Grazie ancora. Luca. Grazie. Grazie a te, complimenti. Adesso passiamo al miglior giovane. Nuancudu. Kevin Nuancudu. Ceggia, classe 2007. 18 anni, 5 gol in mia categoria. 18 anni. Ora ci dice quanti gol ha fatto in prima categoria? 17 anni e 5 gol. 17 anni, 4 gol. Complimenti. Complimenti. E adesso il miglior allenatore Rudy Moro del Meolo. Grazie. Complimenti. Foto, dopo ti faccio fare 2 parole. Grazie. Applauso, niente. Applausi, pubblico. Grazie. Mister, vuoi dire 2 parole ai tuoi ragazzi, al pubblico? Sì, niente, grazie del premio, è stata un'annata fantastica. Ci è rimasto un po' l'amaro in bocca alla fine, però teniamo tutto di buono quello che abbiamo fatto quest'anno. Grazie ancora.
facciamo il premio a Paolo. Sì. Vorrei fare un appunto, nel senso che il nostro sistema si prevede qualche falla nella votazione. Ad esempio in prima categoria vorrei fare un applauso ad Alessio Rocco della Gorghense. Purtroppo Alessio sei arrivato in finale come attaccante e come centrocampista e non porti a casa niente, mi dispiace tanto. Comunque è bravissimo, complimenti a tutti quanti. Grazie. Complimenti. Grazie ancora. Ciao. Grazie. Abbiamo anche un premio per te, un riconoscimento per te. Non è la fotografia. Non è la figurina. Complimenti. Grazie. Vedete qua, io mi metto qui in destra, facciamoci una foto. Grazie Paolo. Grazie. Bravi davvero. Complimenti. Bravi, grazie. Vorrei dire anche due parole su questi nostri ospiti di questa sera. Come per le società dilettantistiche hanno subito risposto sì, Marco, Massimo, Paolo, tutti quanti gli hanno detto subito sì. È stato veramente un grazie di cuore, Fabio, tutti quanti, veramente averli avuto qua questa sera per me è stata una grande soddisfazione. Grazie mille, grazie. Noi dovremmo aver concluso, Alessio. Due cose abbiamo ancora. Una è una sorpresa, ma non è ancora mezzanotte, quindi aspettiamo un attimino. Ok. E io intanto mi avvio verso i saluti finali. No, c'è qualcos'altro da invitare. C'è qualcos'altro? Sì, i saluti finali, certo. Con Alessio Garbin, che giustamente saluterà, e il comitato regionale del Veneto della Lega Nazionale Dilettanti con il presidente Giuseppe Ruzza, il vicepresidente vicario di San Donà di Piave e Portogruaro, Roberto Mamerti e la delegata Manila Visioni. E ci abbiamo verso i saluti finali perché era giusto che insomma foste voi a salutare e concludere questa serata. E come vale per i dilettanti, squadre dilettanti, come vale per i giocatori professionisti, anche il comitato ogni volta che organizzo qualcosa è sempre presente. Grazie mille, grazie veramente di cuore. Buonasera a tutti, grazie Alessio, è una serata che mi è piaciuta molto per la partecipazione, per quello che hanno detto tutti gli ospiti che hanno fatto riferimento ai veri valori dello sport dilettantistico, per quel riferimento agli arbitri. Non stiamo vivendo un buon momento, nel senso che troppi atti di violenza ci sono stati e noi faremo di tutto per dire basta a questi atti, perché lo sport deve essere quello di stasera. Ricordo solo una frase che ha detto il nostro presidente Gravina alle benemerenze, ha detto che si scrive dilettante ma si legge passione. Questo è scaturito oggi, quindi anche il ricordo di quelle persone che non ci sono più, tipo Walter, che abbiamo incontrato tantissime volte nei nostri campi, che tantissime volte ci ha intervistato con quel suo modo, hai detto bene. Perché Alessio? Perché è già stato detto tutto, avete detto tutto, tutti presenti hanno ringraziato tutti, io però voglio ricordare, oltre all'amico Walter, che veramente mi è rimasto nel cuore, come penso a tutti voi, anche il tuo impegno, perché secondo me è per merito di questi ragazzi, per merito di questa volontà, di questa passione che è legata strettamente al dilettantismo o al dilettante o alla provincia, come dice, la provincia è radicata nel territorio, che Alessio ha cominciato, forse quando ho cominciato io anche nel comitato regionale, 12 anni fa, siamo partiti insieme, posso dire, e
non è stata una partenza felicissima, ma ci siamo subito accordati e abbiamo superato anche delle difficoltà, se non sbaglio. Io comunque, credimi, sarò sempre al tuo fianco, come sarò al fianco di tutte le società presenti e non presenti, ma di tutto il dilettantismo, specialmente nel nostro territorio. Grazie ancora Alessio. Con questo passo il microfono a Manila per un saluto. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. Io questa sera sono rimasta molto felicemente sorpresa. Non si dovrebbe dire, ma è così. Ho visto praticamente tutti i presidenti delle società della delegazione San Portogruaro, ho visto direttori sportivi, ho visto dirigenti, tutti felici, tutti contenti, tutti amici qua stasera, in campo magari un po' meno. E io ti chiedo ufficialmente, questa è una cosa da rifare assolutamente, quindi questo è il numero 0, speriamo che adesso arrivino tanti numeri successivi, quindi ti faccio un in bocca al lupo, un ringraziamento, grazie anche al tuo collaboratore sempre molto preciso, che ha fatto anche da speaker alla nostra finale di terza, quindi c'è una grande collaborazione tra la delegazione e questo gruppo di lavoro. Quindi continuiamo così, andiamo avanti dalla stessa parte e sempre per i dilettanti, perché anche a me Walter diceva sempre: Manila, dobbiamo fare di più, dobbiamo trovare il modo per fare di più e noi ci lavoriamo. Grazie mille, grazie. Magari nelle serate che fai. Non solo, ma delle schedine. Va bene, grazie mille. Un applauso. No, volevo solo ricordare che noi il 14 giugno, sabato 14 giugno, faremo la festa delle benemerenze e delle premiazioni regionali, quindi arrivederci a tutti il 14 giugno. Grazie mille ancora, grazie. Una foto e un applauso ad Alessio. Una foto, mettiamoci bene. Grazie mille. E grazie. Grazie. Bene. La serata è oramai conclusa, come potete ben vedere ho riposto la scaletta qui in fianco alla console. Permettetemi giusto 20 secondi. Io mi sono riavvicinato dopo un po' di pausa, insomma, per motivi di studio, di lavoro anche, al calcio e la mia comunità, ormai, insomma, parecchi anni fa, ma mi sono avvicinato al mio stadio, al comunale, quello di Noventano, e ho iniziato e mi sono stato veramente ben accolto. E mi è stato chiesto: ti va di fare qualcosa? Sì, mi va. Allora vieni, fallo, dacci una mano. Non perché il 90 sia speciale, sono tutte le società di questo territorio speciali, hanno tutti davvero le loro particolarità e sono convinto che tutte quanti sappiano valorizzare i giovani e chi ha voglia di impegnarsi, di darsi da fare. Questo per dirvi solo una cosa: a un certo punto, per puro diletto, mi metto, ma sì, avviene per il grande calcio di Serie A, Serie B su YouTube, si trova sempre gente che commenta, che io voglio farlo per il calcio dilettante, voglio parlare del mio 90, delle partite che vado a vedere per puro diletto. A un certo punto, casualmente, o meglio, pubblico io sul tuo gruppo in modo anche un po', come posso dire, sfrontato, il tuo gruppo è il mio video. Alessio subito mi dice: guarda che sono contentissimo, continua a pubblicare e se ti va collaboriamo, nel senso teniamoci in contatto. Questo per dire che Alessio non solo ci crede davvero in quello che fa, in questa passione, nel calcio dilettanti, nel raccontare il calcio dilettanti, e ce n'è bisogno, invito tutte quante le società a riflettere su questo, a far cronaca sportiva. Non ci possono pensare solo i giornali, in un qualche modo anche le società in modo differente, chiaramente possono contribuire a questo. Io in Alessio ho visto veramente una persona genuina, dal cuore buono, con una passione davvero sincera
e sono veramente felice che tu mi abbia chiesto di presentare questa serata, che ha avuto i suoi intoppi, i suoi imbarazzi, i suoi momenti di silenzio, perché siamo alle prime armi, siamo inesperti, siamo dilettanti. Questo non significa però che non possiamo puntare in alto, riproporre come veniva anche detto prima, perché quando incontri una persona che ci crede davvero in quello che fa, che ha una passione così forte, tu non puoi non restarne attratto. Quindi un applauso ad Alessio, veramente. Io saluto il pubblico qui perché è giusto che sia tu poi a salutarlo, scenderò dal palco, ringraziamo anche le nostre vallette che sono state davvero pazienti e brave. Ti lascio il microfono, Alessio. Beh, che dire dopo queste parole? Tanto grazie veramente a tutti quanti, veramente è stata una serata bellissima, riuscita. Avevo un po' di paura, è ovvio, perché poi tutti veniamo, probabilmente qualcuno non è venuto, ma non importa. Qua questa sera secondo me abbiamo vinto tutti quanti, perché qui questa sera chi c'era ha vinto, dal primo all'ultimo. Per questo deve essere il vero spirito del nostro calcio dilettantistico, quindi grazie veramente a tutti quanti, dal primo all'ultimo. Grazie a Michele, Alberto, Francesco, Lara, tutti quelli, scusate se ho dimenticato qualcuno, col cuore vi dico grazie. E viva il calcio! Anzi, come diceva il buon Walter, viva i dilettanti. Grazie a tutti, grazie veramente.